L'arte è sicuramente condivisione, il maestro Ribaudo possiamo dire così che si identifica con Brucoli. Brucoli Arte è un progetto che nasce nel 2007 e continua oggi, possiamo dire si rigenera, con una stretta di mano a Marcello Giordani. Parliamo di questa unione. Sì, in effetti sono commosso perché è una ripresa grazie a Marcello Giordani che ha ben pensato di darmi questo incarico, cosa che pochi altri hanno fatto perché ho fatto tanta fatica a riprendere alcuni aspetti del paese e ne sta parlando tutto il mondo e voglio dire questo, ancora ringrazio Marcello che mi ha chiamato, è l'unico che ad Augusta riconosce la presenza di Vittorio Ribaudo artista, l'unico, questo è il premio più bello che possa ricevere. Decorare la facciata di quella che è ormai la casa della musica, a cosa si è ispirato? Possiamo dire che è uno stile un po' diverso. Certo, qua c'è il Ribaudo innovativo in senso assoluto, perché ho voluto fare intanto, ripropongo la poesia del famoso poeta Antonino Magri, mio carissimo amico, e ho realizzato un'opera che si chiamava L'anima casona, poeta, cioè la poesia che esiste, anzi sarà motivo di pubblicarne una qua nella sede e mi sono ispirato su questo diciamo, tema, l'anima casona, niente di più bello ed espresso nella maniera diversa, cioè non è il solito paesaggio, la marina, la barca, il pescatore, ma qua ci sono dei simboli artistici che decantano ampiamente quello che in fondo è il nostro egregio e illustre uomo che onora Augusta e la Sicilia tutta, e tutta Italia anzi direi. Possiamo dire che è stato un lavoro a più mani, perché lei è una squadra bella, grande, fatta anche di allievi e collaboratori. Sì, sono stato collaborato veramente dal mio vice che è di Vico, Alessandro Di Vico, e poi ho riscoperto un altro artista che sta facendo questi bassorilievi, mi sono avvalso della sua collaborazione, infatti le scritte che sono a mosaico le ha fatte lui, si chiama Saraceno, Giuseppe Saraceno. E poi il direttore artistico Rosario Belfiore, insomma un bel gruppo che è nata questa bella opera. Possiamo dire un affresco, quindi è un mosaico realizzato con marmo, un materiale di risulta. Sì, un materiale prezioso, interessante, che ha diversi riflessi, se guardate attentamente ha diverse luci e questo onora veramente la bellezza dell'opera in tutto. Raffiguriamo non solo degli strumenti musicali ma anche un cavallo, cosa ci ricorda? Beh, il cavallo è il simbolo, è la mia specialità il cavallo, ma se vogliamo dare un proseguio, diciamo il simbolo, il cavallo del patrono di Augusta, va bene, San Domenico.